Ciao e bentornati! Quest'oggi vi voglio parlare di un piatto tipico della tradizione veneta, molto semplice ma buonissimo: la polenta, la soppressa e l'asiago. Il mais che ho selezionato oggi è il mais di Marano, prodotto nella zona geografica di Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. La selezione iniziò i primi del Novecento grazie all'agronomo Fioretti, e questo tipo di mais si distingue dagli altri per la produttività limitata e dal gusto e dal caratteristico profumo e sapore che dà alla polenta. Iniziamo ora a fare la polenta. Quando l'acqua bolle, è stata leggermente salata, iniziamo a versare a pioggia la farina, utilizzando una frusta per evitare la formazione dei grumi. Quando abbiamo versato tutta la farina, abbassiamo il fuoco e la lasciamo sobbollire per una cinquantina di minuti, mescolando ogni tanto. Ho scelto la soppressa vicentina DOP, denominazione di origine protetta. È un insaccato antico di alta qualità, legato al territorio di provenienza e di produzione. Vengono utilizzati per questo insaccato i tagli migliori del maiale, e sia la zona geografica che il clima influenzano molto sull'allevamento di questi animali e di conseguenza anche poi sulla stagionatura dell'insaccato stesso, conferendogli un gusto ed un profumo particolari e caratteristici. In abbinamento alla polenta e alla soppressa ho scelto l'asiago fresco DOP. È nato nell'altopiano dei Sette Comuni molte generazioni fa, e il suo gusto e la sua particolarità sono dati dalla biodiversità e dalle caratteristiche del territorio. Viene prodotto seguendo un rigido disciplinare e viene utilizzato solo ed esclusivamente latte vaccino intero, che gli conferisce questo suo sapore dolce e fresco. Abbiamo terminato di cuocere la polenta, il nostro piatto è pronto. Buon appetito e alla prossima video ricetta. Ciao!